dire, ma c'è qualcuno che non la pensa come me, quindi inizi a chiedere ma che cos'è che determina, cioè trasformi il tuo discorso da un posizionamento frontale in un discorso interattivo, perché l'interazione avviene mentre tu parli, no? Quindi ci sono una serie di innovazioni che bisogna prendere in considerazione e che dicono che cosa? Che questo movimento sta cercando di cambiare le relazioni nella società, molto più interessato che non di riformare la politica, i partiti, che era invece l'obiettivo centrale dei movimenti alternativi. Quindi, o meglio, gli obiettivi sono gli stessi, ma i metodi sono diversi. Qua si modifica attraverso le relazioni e non attraverso la presa del potere, no? Che invece era sostituiamo il nostro potere con il potere degli altri. E qui c'è una differenza, no, mettiamoci davanti al potere in una posizione diversa, costruiamo relazioni quotidiane differenti e il mondo sarà differente. Io direi che qui mi sa che mi devo fermare, però solo con una specifica che volevo fare nella prossima slide. Questo in Cina, in questi giorni abbiamo il congresso del Partito Comunista Cinese e una delle cose che sta discutendo è la partecipazione. Perché? Perché i record del Ministero degli Interni hanno dimostrato che c'è stata una crescita esponenziale da 1 milione a quasi 5 milioni all'anno di proteste che esplodono in diverse parti della Cina per ragioni diverse, specie legate al mondo del lavoro e delle espulsioni nelle aree di crescita rapida urbana. E, come dire, con un sistema poliziesco di repressione non si riesce più a fare fronte a questo problema. Quindi la partecipazione inizia a essere lenta, come ho le due colleghe che stanno questi giorni al congresso cinese, ma l'interesse di questo momento è che esiste una sensibilità dell'establishment utilitaristica, ma comunque non meno importante, che dice bisogna cominciare a dialogare con i cittadini perché risolvere i problemi quando scoppiano le rivolte è molto più difficile che prevenirli con un dialogo. Vai avanti, quindi qua ho messo alcuni obiettivi che puoi dare ai processi partecipativi, no? Questi obiettivi sono obiettivi focali, possono essere presi a gruppi, insieme, tutti è difficilissimo, quasi impossibile, perché ogni obiettivo richiede metodi diversi. Faccio un esempio per chiudere: quando ho firmato il contratto con l'associazione dei municipi svedesi per 7 anni di contratto di consulenza sui bilanci partecipativi, la prima cosa che ho chiesto al presidente e ai sindaci era qual è il vostro obiettivo, perché io non lo vedo, qual è la vostra motivazione, perché lo fate? Perché io non la vedo dei comuni che funzionano, un grado di soddisfazione dei cittadini dell'85% e di fiducia nelle istituzioni, perché lo fate? No? Perché da noi si fa per evitare la corruzione, per ricostruire fiducia, per far funzionare meglio le istituzioni, io non vedo dove. E loro mi hanno detto: questo motivo è di ricordarvi noi due cose, cosa succede nelle istituzioni e cosa succede nella società. Esattamente è quello che serve a noi che i processi incidano sulle relazioni sociali, perché siamo un paese di individualisti dove le parole patria, famiglia e religione non vogliono dire niente, viviamo ognuno per conto nostro senza relazioni e si vede che allora cosa vedrebbe come metodo per... Lui si è illuminato e mi ha detto: noi abbiamo il 94% di mandanati su tutto il territorio nazionale. L'ho guardato e gli ho detto: ma questo come si congiunge
io faccio un'assemblea,